Buongiorno a tutti, bentrovati in nuova puntata di GP On Air, diventata ormai la trasmissione d'attualità di Radio Supersound creata da Galleria Progetti, prodotta da Galleria Progetti. Anche oggi argomenti che ritornano, argomenti nuovi. Intanto ci sarà la nuova rubrica ancora legata alla redazione di GP Report con i nostri collaboratori. Oggi si parla di recensione di libri, ci sarà il debutto nella nostra trasmissione di Roberta Lai, esperta proprio nella recensione dei libri, molto brava quando scrive, chi ha avuto modo di leggere nel nostro sito, lo scrive le diverse recensioni sui libri che vengono proposti di volta in volta. Da poco ha realizzato anche una bella intervista con Matteo Porru. Roberta ci parlerà di un libro che ha scelto e che ci permetterà di analizzarlo a fondo e tentare di capirlo. Andremo poi avanti ritornando su un tema, il tema legato alle piscine, perché purtroppo a distanza di un mese ritorna il presidente regionale della Federazione Nuoto Danilo Russu. Ci sono tante vittime legate alle piscine, cioè tante piscine che non sono riaperte e che non riapriranno fino a settembre, e tanti punti interrogativi su quella che è sia l'attività agonistica ma soprattutto anche la possibile apertura di tante piscine, e quindi il rischio che dopo aver fatto tanti sacrifici per aprire queste strutture ci si ritrovi poi a vederle chiuse. E infine, ma non ultimo, un argomento legato alle realtà virtuose di Sardegna, praticamente una lavanderia e una sartoria che poi, attraverso la mente fertile di questi giovani, crea anche una serie di prodotti legati proprio alla sartoria, e quindi la creazione di maglie particolari, ma con un obiettivo, quello di raccontare la storia e la tradizione della Sardegna. Si tratta di Sici Creation, che conosceremo più a fondo proprio nell'ambito della nostra trasmissione. Tutto questo tra poco su GP On Air con Radio Supersound, che ci dà voce in tutta la Sardegna. A GP On Air è l'angolo dedicato alla redazione di Galleria Progetti, di GP appunto Report, la nostra redazione, e abbiamo oggi, la volta scorsa abbiamo avuto Mattia Lasio, oggi abbiamo la nostra collaboratrice Roberta Lai, che è specializzata in recensioni di libri. Buongiorno Roberta, ben trovata. Buongiorno Vittorio, buongiorno a tutti. Cosa ci proponi oggi? Allora, oggi propongo un libro che è piuttosto originale, visto che solitamente siamo abituati ai giornalisti che scrivono i libri, ma non siamo abituati magari a un libro scritto da un radiocronista, e soprattutto magari non siamo abituati a un libro scritto da un radiocronista che è Vittorio Sanna. È una trappola questa, Roberta. Sì, sto parlando di leggende rosso-blu. Tu non puoi fare uno scherzo del genere al tuo direttore. Vabbè, Vito, un giorno doveva toccare anche a te. Va bene, andiamo a sentire. Allora, come dicevo, è un libro originalissimo, che a volte ha anche del surreale, perché tu parli di leggende, quindi le leggende sono qualcosa di cui ci si può fidare e di cui a volte ti passano per la mente, poi sei libero di crederci o meno. Però tu le racconti con uno stratagemma che in qualche modo coinvolge talmente tanto il lettore che lo spingi a credere e a fantasticare.
Di pure, io devo solo stare ad ascoltare purtroppo stavolta, a meno che poi dopo alla fine non mi poni delle domande specifiche, capovolgendo un po' quella che è la trasmissione, ma devo dire che sei stata acuta e furba, quindi originale nella tua idea. Vai pure avanti. Anche tu sei stato molto furbo in questo libro, anche tu sei stato molto molto furbo. Con il figlio del giornalista, davvero, perché ci sono delle parti in cui, ok, si parla di leggende, in cui tu non citi mai esplicitamente i nomi né di allenatori, né di presidente, né di giocatori. Per quanto riguarda i giocatori, parli del ruolo che ricoprono nel campo. Ma era smemorato il personaggio, per questo. Era smemorato, però è l'interprete digitale che insomma raccoglieva le informazioni della memoria di questo protagonista, di un vecchio radiocronista del calcio di nome Raffaele Osana, che nel 2057 arriva al reparto di neurologia dell'ospedale Brossu e viene coinvolto in un progetto che ha lo scopo di arrivare a leggere tramite un macchinario i dati che si trovano all'interno della mente umana, compresi quelli che molto spesso cadono nei meandri dell'oblio. È vero che Raffaele Osana, il protagonista, non ricorda assolutamente niente, ha perso la memoria, ma nonostante questo bastano pochissime parole chiave, come può essere il nome di un allenatore, cito ad esempio Tabares, basta uno stimolo derivante dall'interprete digitale che partono cose assolutamente inaspettate, che l'equipe si trova un attimino spiazzata e non riesce a capire davvero quanta memoria ci possa essere all'interno di un solo personaggio, all'interno della mente di una sola persona. E quindi io ho letteralmente divorato questo libro. L'ho divorato sia da una parte come tifosa, quindi da curiosa che voleva scoprire molte cose che magari in passato non riuscivo a spiegarmi, ma l'ho divorata anche con lo spirito di chi doveva recensire. E pagina dopo pagina il lettore scopre appunto aneddoti della squadra del Cagliari, ma scopre anche aneddoti su come funziona il mondo del calcio. Emergono racconti esilaranti, come ho detto prima, su giocatori, su allenatori e presidenti, presidente, che però, come ho detto prima, sei stato molto 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 furbo a non citare esplicitamente, anche se uno facendo 2+2 risale più o meno all'episodio, comunque alla figura, certo, se fosse reale. Dicevo che d'altronde si parla di leggende che coprono 50 anni della squadra rosso-blu, e il lettore appunto può decidere di affidarsi e di fidarsi di quello che l'interprete digitale racconta, che è quello che è contenuto nella mente di Raffaele Osana. Può decidere di non fidarsi, oppure può decidere di fantasticare e immaginarsi un mondo che è quello del calcio, che sappiamo già essere surreale di per sé. Nel libro tu scrivi una frase: ogni nome, sebbene implicito, nasconde una storia. Dentro la sua anima racchiude il senso che gli appartiene. Ogni nome ha anche un proprio destino. Quindi tu in qualche modo racconti non soltanto racconti gioie e dolori di quelli che sono di quello che è il mondo del calcio, racconti il positivo, racconti il negativo, racconti diciamo le ambiguità che sono davvero tante. Un aspetto fondamentale che è facilmente riscontrabile è il valore che si dà al lavoro di radiocronista e alla passione con cui si svolge questo lavoro. E tutto è volto a dimostrare
che non esistono ricordi che si possono dissociare dall'esperienza, dalla nostra formazione, dall'educazione e dalla nostra percezione. E io penso che soltanto un uomo come Raffaele Ossano, come Vittorio Sanna, che ha svolto e continua a svolgere con passione quello che ha sempre amato fare, può dar vita a un libro che parla letteralmente da solo, che fa sorridere, che parla di memoria e che stimola la memoria di chi la squadra di quegli anni l'ha vissuta da tifoso e non è mai riuscito a capire il perché di certe scelte e, diciamo, di certe assenze improvvise. Un'ultima cosa che ho notato in questo libro è la presenza della professione che secondo me si caratterizza più di tutti, perché Vittorio Sanna, sì è vero, è il radiocronista, è quello che riesce con pathos a catapultare il lettore, l'ascoltatore sul campo da gioco, soltanto con la forza delle parole, ma dobbiamo ricordarci che Vittorio Sanna, tu sei anche un maestro, e tramite questo libro trasmetti dei valori importanti come il valore della memoria, come il valore del lavoro, della passione che uno deve mettere per svolgere il lavoro che compie. E diciamo che con le tue parole e con queste pagine che tu hai scritto, diciamo che educhi un po' tutti noi e ci educhi dal punto di vista, diciamo, sentimentale ed emotivo, ci educhi dal punto di vista della conoscenza di una squadra, perché ci educhi, e diciamo che tu, diciamo, scusami se te lo dico, non sei una persona che si può definire normale, cioè Vittorio Sanna, quando si parla di Vittorio Sanna sicuramente non si può dire che sei una persona banale. Sei riuscito a dar vita a un libro molto molto originale, come ho detto prima, che combina come in una grande cucina vari ingredienti. Abbiamo l'amore per il Cagliari, l'amore per il lavoro, storie che non tutti conoscono, e il tutto è condito con un pizzico di ironia e di lucidità che permette in qualche modo di vedere la realtà della vita e del calcio per quella che è. Quindi non fatta sempre d'oro, ma fatta di debolezze, di trionfi, di illusioni e anche di delusioni. Che bella recensione, Roberta, nessuno mi aveva fatto una bella recensione come la tua, anche se insolita, perché è stata una recensione diretta, è stata una trappola, perché non mi ha permesso poi di dover spoilerare molto, ma è stato molto molto bello e ti ringrazio tanto del pensiero e anche di ciò che hai colto dal libro. Grazie e alla prossima, che mi raccomando Vito. Non deve essere un mio libro, No, tranquillo. Grazie. Ciao Roby. Grazie a te, Vito. Ciao. A GP On Air ritorna Danilo Russo e purtroppo ritorna perché la situazione piscine della Sardegna, di cui lui è coordinatore responsabile, non è una situazione tra quelle migliori, visto che a distanza di un mese da quando l'avevamo sentito, con la paura che molte piscine potessero rischiare di non riprendere, purtroppo si cominciano a contare o a rischiare di contare le vittime. Buongiorno Danilo, è così?
Buongiorno Vittorio, sì è così, nel senso che le piscine stanno aprendo piano piano, più per dovere che per ovviamente per dare un servizio, nel senso che le piscine attualmente sono frequentate dagli agonisti e pochissimo dagli utenti esterni, che sono quelli che poi danno la linfa vitale per tenere in piedi una struttura energicola come le piscine. Sono quasi il 60% quelle che hanno aperto, quelli al chiuso hanno deciso di riaprire a settembre, anche perché devono adeguare gli impianti alle varie linee guida. Quindi sono rientrati in acqua gli agonisti per di più, ma parliamo di circa un meno 80% di frequenze rispetto al giugno del 2019, quindi la situazione è alquanto drammatica. È drammatica perché a molti sfugge una cosa, che gestire una piscina, per chi poi si prende questo incarico, significa lavorare 365 giorni per tentare di pareggiare i costi, perché effettivamente il costo di gestione di una piscina è un costo altissimo. È capitato che nei mesi di chiusura non tutte le amministrazioni siano venute incontro anche le piscine, cioè ci sono stati casi in cui, siccome si paga una determinata cifra mensile per avere in concessione la piscina, con piscina chiusa si è chiesto comunque l'affitto, un po' la situazione che si è verificata anche in altri settori. Sì, esatto, abbiamo quantificato più o meno i costi delle varie piscine, perché durante la fase di chiusura la federazione si è mossa per sensibilizzare sia le amministrazioni che la regione, e ci sono impianti che sono rimasti in funzione ovviamente per non buttare l'acqua, quindi filtraggio, clorazione, costi energetici sono rimasti attivi, parliamo di qualcosa come 10.000 euro al mese. Le varie gestioni stanno naturalmente cercando di dialogare con i comuni, perché essendo cambiati i piani economici finanziari, ovviamente deve cambiare anche devono cambiare gli accordi e le convenzioni con le varie amministrazioni. Quindi è un momento determinante, questo per la ripartenza di settembre, perché il tutto è finalizzato per cercare di ripartire a settembre, il rischio che a settembre si chiuda. In più, ahimè, in Sardegna da una parte abbiamo un bel clima, abbiamo il mare, quindi durante l'estate le piscine già tendono a svuotarsi e quel poco che aiutava a tenerle aperte sta mancando. Quindi la federazione in questo momento si sta attivando affinché qualsiasi tipo di economia o finanziamento possa arrivare alle società per garantire la ripartenza del movimento. Io ho scritto un post tempo fa dove ho fatto un'affermazione in cui dichiaravo che si rischia di perdere un'intera generazione. Teniamo conto che gli agonisti che non sono ripartiti, faccio un esempio, nel Nuorese purtroppo le piscine non sono riaperte, forse riapre adesso la piscina di Falcana, parliamo di circa 6 mesi di stop, che per un nuotatore è un'enormità. Sì, sei più preoccupato, io non ti ho presentato come presidente regionale della Federazione del Nuoto, ma come coordinatore delle piscine a Sardegna. Sei più preoccupato da presidente per quello che risulterà il danno così al movimento o maggiormente da coordinatore, perché dopo tanti sacrifici per aprire tante piscine si rischia poi di non avere questi punti che sono fondamentali, soprattutto per decentrare anche l'attività agonistica? Guarda, le cose sono strettamente correlate, nel senso che gli agonisti hanno bisogno della piscina e la piscina ha bisogno degli utenti per farla funzionare, quindi se non ritornano gli utenti le piscine non aprono, di conseguenza crolla l'attività agonistica, quindi è un binomio fondamentale. Poi tieni conto che la gran parte dei gestori in Sardegna, se non tutti, il 99% dei gestori sono società sportive che fanno agonismo, quindi federazione e gestori sono assolutamente esatto, quindi è una situazione molto, molto delicata. Senti, hai parlato di chi magari riesce ad avere anche il mare per poter tenersi in forma, chiamiamo così. Ci sono delle manifestazioni, o c'erano delle manifestazioni, perché poi c'è anche questo aspetto che le manifestazioni non si possono neanche organizzare ancora a mare aperto, mi fai capire, è giusto? Esatto,
E sì, quindi... fino al 31 luglio, fino al 31 luglio c'è l'emergenza sanitaria, quindi non è consentito la ripartenza delle attività in mare, in acque libere. Si sta ipotizzando da agosto in poi, quindi almeno i 2 mesi, agosto e settembre, probabilmente si riuscirà a fare qualcosa, ma è probabile che riusciamo anche a organizzare qualcosa in piscina, naturalmente con gli atleti che hanno ripreso, giusto per dare un segnale di ripresa e di positività, è quello che in questo momento forse serve. Senti, non è strettamente legato, però chiaramente non possiamo non considerare questo aspetto. Piscina in Sardegna non vuol dire solamente attività agonistica, ma in moltissimi casi vuol dire attività sociale. Parliamo di quei centri dove la piscina può addirittura diventare un punto di aggregazione. Mi viene in mente Isili, che è una delle piscine dove durante l'estate praticamente chi non può andare al mare, non essendo vicinissimo, trascorre l'estate comunque all'interno del proprio paese, usufruendo di queste strutture, e mi vengono in mente tutte le attività legate alle piscine per il recupero fisico, per le attività chiamiamole sociali in genere, per non entrare nel dettaglio. Ecco, da questo punto di vista una maggiore sensibilità forse ce la saremmo dovuti aspettare, o no? Beh sì, ti conto proprio per il secondo aspetto che hai detto, più quello riabilitativo o per determinate categorie o anche per i vari soggetti con disabilità che frequentano le piscine. Molto spesso il nuoto o l'acqua in generale, perché l'acqua annulla il peso corporeo e aiuta i movimenti per le persone che sulla terraferma hanno difficoltà naturalmente. Un esempio classico è quello di deambulare, aiuta a fare questo tipo di attività e per tenere in forma. Le persone diciamo un po' più svantaggiate, quelle un po' più critiche, hanno già sulle spalle 80 giorni di lockdown. Se le piscine poi non riaprono, si allunga il periodo di stop e si fa sempre più pesante, diciamo, una ripartenza, con una conseguenza di un carico fiscale sulla sanità, perché poi ricordiamoci sempre che lo sport, la pratica dello sport aiuta naturalmente la parte sanitaria, nel senso che lo sportivo non è un carico per la sanità. Chi non pratica l'attività per i suoi vantaggi naturalmente poi rischia di conseguenza avere un costo in più per la sanità. Senti, qual è il tuo auspicio per ridurre i danni? Perché ormai di danni si parla. Guarda, abbiamo aperto un tavolo come gruppo, quel gruppo Uniti fin da sempre, racchiudeva circa 42 gestori con la regione Sardegna, in cui abbiamo praticamente inviato una lettera in cui abbiamo descritto sia il numero di partecipanti ai corsi, sia il numero di operatori che ruotavano intorno, sia i danni affrontati durante questi mesi. Quindi il primo auspicio è che ci sia un aiuto dalla regione Sardegna, come è successo in altre regioni. E l'altro auspicio è che l'impegno della federazione a livello nazionale, che ha stanziato 4 milioni di euro per la ripartenza, quindi per non far pagare le nuove affiliazioni o le tasse gara o i tesseramenti alle società, spinga il prima possibile le società alla partecipazione a quel minimo di attività che consente ai ragazzi di poter continuare ad allenarsi con un obiettivo e non il rischio di allenarsi senza obiettivi, con il conseguente ritiro, perché ovviamente se non c'è l'obiettivo decade qualsiasi tipo di interesse. Io ti ringrazio Danilo, presidente, a questo punto lo dico perché abbiamo parlato a fondo, presidente della Federazione Nuoto Sardegna, e niente, ci sentiremo ancora perché purtroppo non è un argomento chiuso. Grazie del tuo intervento. Grazie. Ti ringrazio per l'attenzione, grazie Vittorio. Ciao.
Abbiamo parlato tante volte di realtà virtuose di Sardegna, di giovani che hanno idee nuove, che tentano di valorizzare anche la nostra storia, e quest'oggi, per avere una controprova e un'ulteriore verifica, abbiamo con noi Andrea Mureddu, il titolare di Sici Creation. Ben trovato Andrea, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Che cos'è Sici Creation? Così ci illustri il progetto. Sici Creations è una realtà che nasce da una passione, se vogliamo, e anche da un'esigenza. Noi, dico noi perché è una creatura, diciamo, mia e di mia moglie, che è anche la mia socia. Abbiamo un'attività di servizi a Cagliari che si occupa anche, oltre che di lavanderia, anche di sartoria. Abbiamo sviluppato in questi anni Lava e Cuci, giusto? Lava e Cuci in Viale Marconi, esatto. E in questi anni abbiamo sviluppato tanta esperienza. Abbiamo deciso poi ad un certo punto di voler diversificare, senza però discostarci troppo da quello che era il nostro cammino, e quindi abbiamo sviluppato il settore sartoriale. La Vecuccia è il nome commerciale, poi in realtà la nostra azienda si chiama Sici, che è anche la zona in cui noi viviamo, ad Olianova. Siamo molto legati a questo nome, a questo paese, quindi abbiamo voluto dare alla nostra azienda il nome Sici, e di conseguenza poi, sviluppando il settore sartoriale, abbiamo creato un brand che ha portato questo nome, Sici Creations. Nasce dalla voglia di riportare in uso delle tradizioni che ormai si stavano perdendo, che comunque troviamo solo magari agli eventi folcloristici, ma che ci caratterizzano da sempre. Mia moglie Manu ha avuto un'illuminazione anni fa. La sua famiglia comunque conserva da anni, da tanti decenni, conserva abiti tradizionali, qualche gioiello tradizionale. Poi abbiamo amici che hanno gruppi folk con riproduzioni eccetera di gioielli, e quindi ha pensato: ma perché non creare qualcosa che permetta a chiunque di poter indossare la nostra tradizione in maniera però più leggera, più casual. E quindi sono nate le prime maglie gioiello qualche anno fa, che appunto ti permettono di indossare la nostra tradizione in maniera molto leggera. Insieme a questo poi abbiamo sviluppato proprio tutto il settore sartoriale, perché poi di fatto da riparazioni e adattamenti siamo passati proprio alla confezione, al confezionamento, alla creazione da zero di capi d'abbigliamento, e poi è nata la linea delle t-shirt, che poi sai, dalla tradizione alla storia il passo è molto breve, quindi abbiamo inserito un'altra passione, che è quella della storia dei tempi nuragici, che insomma anche tu conosci bene, quindi sai quanto è vasta e quanto si può approfondire. Intanto una scelta, quella di fare maglie di qualità, cioè non fare la t-shirt da vendere a pochi euro, ma dare la possibilità di avere una t-shirt che sia usabile quasi, diciamo anche in modo elegante, e non in modo scanzonato. Dai, passami il termine. Certo, no, hai detto bene, perché noi di fatto, senza nulla togliere a tutte le altre t-shirt che abbiamo usato e usiamo tutti i giorni, ma la nostra idea era quella, a parte il fatto che stiamo inserendo nella t-shirt come immagini dei gioielli, degli abiti, delle cose eleganti, e quindi volevamo dare un tocco di eleganza e di qualità. Ma poi noi, proprio dall'esperienza della Lava e Cuci, ci siamo resi conto in tutti questi anni che spesso e volentieri tu hai un capo magari molto bello e particolare, che però poi o non lo puoi trattare in un modo, non lo puoi trattare in un altro, ha mille applicazioni, mille cose che lo arricchiscono, ma che poi ti rendono difficile il trattamento nel tempo e la sua conservazione. E quindi volevamo creare qualcosa che fosse anche garantito, cioè qualcosa che tu lo usi, ma poi lo puoi lavare in tutti i modi, lo puoi trattare in tutti i modi, e poi che fosse anche di impatto. E quindi abbiamo trovato, dopo tanta ricerca, un prodotto di questo tipo, un prodotto di qualità che potesse portare le nostre grafiche in maniera abbastanza impattante, e che potessero anche essere però delle grafiche che non sono quelle
con l'effetto, passami il termine, l'effetto plastificato, che magari dopo un paio di lavaggi si sbiadiscono, eccetera. Sono delle immagini che restano resistenti nel tempo e non perdono di qualità. Il valore culturale mi pare di capire che comunque è un valore importante, perché comunque la vostra attività si fonda soprattutto su tutto il resto. Questo aspetto è un aspetto che sì, chiaramente completa l'azienda, anzi la proietta forse anche al di fuori della Sardegna, perché poi voi lavorate online, ma che vuole promuovere la Sardegna, cioè in qualche modo è vero, sì, è una maglia, è una t-shirt, la devo indossare, però alla fine attraverso quella l'idea è quella di incuriosire anche per far conoscere la nostra storia e le nostre tradizioni. Assolutamente sì, noi nasciamo creando degli abiti, camicie, vestiti da donna, ma poi obiettivamente ci siamo resi conto che il veicolo più semplice per portare in giro la nostra idea, la nostra rivisitazione della Sardegna, della nostra cultura, della nostra storia, era proprio la t-shirt. Quindi abbiamo trovato una t-shirt che ci andasse bene e questo è il modo più semplice per portarla. Poi in tutto questo percorso la cosa bella è che abbiamo incontrato in maniera anche molto naturale tante persone che si occupano di Sardegna, che la conoscono profondamente e abbiamo incrociato esperienze e tuttora frequentiamo e ci hanno arricchito tantissimo e che si trovano in giro per il mondo, oltre poi tra l'altro ad aver conosciuto anche la realtà di GP e insomma sono tante cose che si intrecciano. La cosa bella di creare è che poi è una catena, continui a crescere e incontrare persone, quello secondo me è la ricchezza più grande. Ecco, con GP ne hai fatto cenno, siamo a casa di GP con GP On Air, l'incrocio è stato quello con Centro Rosso Blu per la creazione di 10 magliette commemorative del Cagliari Calcio, una per ogni decennio, studiate insieme a chi realizza Centro Rosso Blu. Sì, questa è stata una sorpresa, perché noi all'inizio dell'anno abbiamo conosciuto Daniela, che ci ha visto nei social, è rimasta evidentemente colpita positivamente dal nostro modo di lavorare e ci ha presentato pensando a qualcosa da realizzare insieme per il centenario del Cagliari. Quindi poi, conoscendo voi, è stata per noi una cosa molto naturale, molto semplice, ci siamo trovati subito bene, abbiamo buttato giù un po' di idee ed è venuta fuori un qualcosa che non ricordo ci fosse mai stata fatta. Cioè noi abbiamo raccontato la storia, non un'immagine, ma la storia del Cagliari Calcio dal 1920 al 2020, decennio per decennio, come dicevi tu, prendendo spunto da quelle che sono i racconti tuoi di Centro Rosso Blu, che ci siamo studiati dall'inizio alla fine con molto interesse e molta passione, conoscendo anche cose che obiettivamente non conoscevamo, soprattutto la storia dagli inizi agli anni 70-80, perché poi siamo nati e qualcosa ce la ricordiamo, ma la prima storia la conoscono in pochi, e questo è un modo secondo me molto bello e interessante per raccontarla. Quindi quando noi creiamo una maglia, non vogliamo creare una maglia punta e basta con una grafica accattivante eccetera, ma vogliamo raccontare, vogliamo che indosso si abbia una storia. L'esperienza e il progetto con Centro Rosso Blu è proprio questo, si racconta proprio dall'alto verso il basso, come vuoi, un decennio di vita della squadra del Cagliari, appunto, molto bello. Allora, per chi vuole vedere queste storie sopra maglia, deve andare dove, Andrea? Allora, le possono vedere nel nostro sito, che è www.sicicreations.com, si entra nello shop online e là ci sono tutte le varie categorie, in questa nello specifico si chiama appunto Centro Rosso Blu. Benissimo, Andrea, ti ringrazio, buon lavoro. Grazie mille, grazie a voi. Un abbraccio, ciao. Ciao. È tutto anche per oggi per GP On Air, ci troveremo nuovamente insieme lunedì alle ore 12, dalle 12 alle 13 per una nuova puntata e per un altro specchio, un altro obiettivo aperto sulla Sardegna per cercare di conoscerla più a fondo. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata.